Abbiamo coach Peppe Guadalupi, fine della partita, i punti non sono molto affidabili, però più o meno questi 35 di Lalic. Devo dire che Lalic finalmente ha fatto vedere il suo valore. L'ho detto l'altra volta, noi siamo contenti dei due stranieri che abbiamo preso. Hanno fatto tutte e due un'ottima partita, ci è mancato forse un poco di esperienza nei 3 minuti finali, li abbiamo subiti troppo nei minuti finali. Devo dire che per tutta la partita quello che avevamo preparato l'abbiamo messo in campo. Naturalmente poi quando la squadra è in difficoltà e c'è Bellomo in campo, loro avevano Bellomo, devo dire che ogni volta forse aspetta di giocare contro Bellomo per fare queste partite. Esatto, 26 punti nell'ultima partita, 26 per la prima ancora. Ma invece i ritmi sono molto più alti rispetto alle partite precedenti, quindi le ultime settimane hanno lavorato bene anche da questo punto di vista. Allora, intanto noi abbiamo cominciato un po' in ritardo la preparazione. C'erano dei ragazzi che non avevano mai giocato in C-Gold, i due stranieri che anche avendo giocato in C-Gold non conoscevano la C-Gold siciliana e quindi c'è voluto un po' di tempo per adeguarsi. Oggi finalmente insomma, abbiamo dimostrato che il Gravina può dire la sua in questo campionato. Ci mancava sempre Enzo Santonocito che, come ben sapete, non è una mancanza da sottovalutare. Manca ancora Simone Spina. Manca ancora Simone Spina, che sicuramente anche lui, anche un po' di esperienza in campo la porterà anche Simone Spina. E niente, devo dire che oggi abbiamo fatto una buona partita. Solo Catania, per biscottino. Addirittura. Quindi sì, abbiamo fatto, stavo dicendo, una buona partita. ci ha fatto un po' di strada. Sì. L'unica cosa, il finale magari non è stata quello che volevamo, però nulla da rimproverare ai ragazzi, anche Stefan ha avuto i crampi a 2 minuti e ha voluto rientrare subito, questo dimostra anche attaccamento alla maglia e questo è importante. Perfetto, grazie mille Peppe. Grazie a te. Sentiamo gli avversari.